Pronti? 1, 2, 3. Buono segnale con tentativo di Zumba Piz di mantenere il vantaggio della corda, all'esterno veloce anche Danubio Holz che va al suo attacco e sulla piegata impegna severamente Zumba Piz, sopravanzandolo dopo i primi 200 metri di gara e scendendo alla corda. 15-3, in parziale con partenza da fermo, piuttosto svelto per Danubio Holz che conduce nei confronti di Zumba Numero Piz 2, e Kopenciak SM, Antonio squalificato. Boccino in terza posizione, viene squalificato invece Kopenciak SM che insieme a Danubio Holz aveva chiuso favorito. Situazione tattica che dopo 600 metri in 46,1 rimane pressoché invariata. All'esterno è Asteka Dimar, mentre davanti c'è sempre Danubio Holz che conduce a discreta andatura, completa il mezzo miglio iniziale in 1,2, però un secondo quarto in 31,7 di comodo. Terza posizione alla corda sempre per Antonio Boccino, se ne va il chilometro in 1,17,8. Davanti alle tribune il secondo passaggio vede ancora Danubio Holz avanti a Zumba Piz, all'esterno Asteka Dimar con in schiena Caravaggio Griff e Anita Spritz. Il gruppo è chiuso da Cabiria GSO. Tanto altra frazione in 15,4 e si arriva così ai 600 conclusivi con Danubio Holz che si mantiene in vantaggio su Zumba Piz e Antonio Boccino, mentre i cavalli all'esterno per il momento non riescono a farsi luce. C'è il tentativo in terza ruota a questo punto di Caravaggio Griff, ma la allunga decisamente Danubio Holz, spara un 14,8 per la retta delle scuderie. Si allungano i cavalli alla corda con Danubio Holz, Zumba Piz e Antonio Boccino ben intervallati fra loro. Completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo. Si presenta nettamente in testa Danubio Holz, seguito da Zumba Piz. Poi in terza posizione Antonio Boccino, finale con Danubio che vince nettamente. Il secondo posto è per Zumba Piz che precede Antonio Boccino. 1,16,7 ma 28,2 a chiudere. E ottima prestazione di Danubio Holz che una volta al comando ha scandito per oltre 1 chilometro, ritmo di piacere per poi allungare decisamente nei 600 conclusivi e con un 28 per l'ultimo quarto di gara vince ampiamente. In sediolo Manuel Pistone per conto di Francesco Tufano e del signor Cosimo Galliano.